Cari amici della lingua veneta, il primo concetto del titolo della mia intervenzione è lingua madre, in singolare. Non so se sbaglio, se suppongo che una gran parte di voi presenti avete due lingue madre, il veneto e l'italiano. Anche io ho due lingue madri, il tedesco e il catalano, ma la differenza con la vostra situazione è che voi avete utilizzate due lingue neolatine ed io una neolatina e una germanica, tedesca. A differenza del mio caso, voi avete una facile intercomprensione tra l'una e l'altra lingua. Arriviamo dunque al concetto di intercomprensione, seconda espressione nel mio titolo come da programma. Intercomprensione, nel nostro senso, vuol dire capire una lingua che è diversa dalla vostra e che non avete mai studiato. Il fenomeno avviene specialmente tra le lingue di una stessa famiglia linguistica, come la romanza o neolatina, o la germanica, o la slava. L'ostacolo decisivo che impedisce di sperimentare la intercomprensione non è un fatto linguistico, ma è un fattore psicologico. È questa frase: non capisco. Se una persona davanti ad un testo di una lingua della stessa famiglia dice questa frase, non capisco, i suoi neuroni cerebrali si chiudono, non c'è scambio di ioni e l'intercomprensione diventa impossibile. Se invece una persona si mette in una prospettiva e in una disponibilità a scoprire, applicando quello che chiamiamo intelligent guessing, l'indovinare intelligente, allora quella persona può trasformare quel testo in un brano di comunicazione intelligibile. Significa andare con la lente come Sherlock Holmes e trovare in una lingua affine ma suppostamente sconosciuta le parole e le espressioni che si avvicinano alle lingue che conosciamo. Significa scoprire che nella maggioranza dei casi non hai neanche bisogno di una lente, perché la intercomprensione è tanto evidente e la lingua sconosciuta tanto trasparente che tutto diventa facilmente riconoscibile. Andiamo direttamente a comprovarlo. Chi da voi conosce, sa, ha studiato il portoghese? 2, 3 persone. Così l'esperimento funzionerà, spero. Avete qui è la doppia pagina di questa rivista di giovani portoghese e prendo che tutti gli altri, eccetto i 3 che hanno levato la mano, pretendono non sapere portoghese, non sapere leggere il portoghese. Vediamo, aiutatemi. Quella linea prima dice os complexos das estrelas. Che vuol dire questo in veneto o italiano? Os complexos das estrelas. Partecipate. I complessi delle stelle. Più alto. I complessi delle estrelas. Delle stelle. Che stelle? Stelle nel cinema o dove sia. E la prima linea dice: elas também têm as suas imperfeições.
che vuol dire imperfeições? È facile, elas também têm, che vuol dire têm, è un po' strano, no? Tengono, hanno, e nel piccolo brano di testo qui, a sinistra in su, são bonitas e jovens, mas também encontram pequenos defeitos nos seus corpos e fazem tudo para escondê-los. Pequenos defeitos, piccoli difetti. Benissimo. Vedete quali sono questi difetti? Possono essere del peso o d'altura o della bocca o nariz, che è nariz e il naso. Anche può essere olhos o orelhas, che vuol dire olhos, occhi, e orelhas. Va bene, già state constatando una regola di cambio fonetico e grafico. Olhos, la gli è k, occhio in italiano, e la orelhas, la gli è orecchie. Dunque abbiamo già scoperto una piccola regola di corrispondenza tra il portoghese e l'italiano. Nel peso abbiamo la Keira Knightley, che conoscete sicuramente, che si dice magrezza eccessiva, no è? Benissimo, siete perfetti, siete. E vediamo il testo. Cansada de divulgar que não sofre de anorexia nervosa, a atriz já afirmou várias vezes que gostava de ter as curvas de Monica Bellucci. Várias vezes, que quer dizer tante volte. E Rihanna si queixa das coxas grossas. Vedete che le illustrazioni aiutano perfettamente a capire il testo, perché la magrezza un po' eccessiva di Keira Knightley si vede chiaramente là nella foto in bikini, e qui nella Rihanna si vede che le coxas grossas sono un po' evidente. Vediamo di Paris Hilton in basso. Il problema sono os olhos, que são juntos. E il testo diz: a rica herdeira, in italiano, herdeira, va bene, perfetto, da cadeia de hotels Hilton, che cadeia? Va bene. Aposta em forte na maquilhagem. Aposta em forte, benissimo, para disfarçar os olhos, pois são muito pequenos e estão demasiado juntos. Juntos. Vedete che anche la fotografia qui è molto chiara, si vedono un po' os olhos juntos, demasiado juntos, não é? Bem, queria continuar esse exercício durante uma hora com todos vocês, e seria uma coisa que agora os falo em português, que não é difícil de compreender, não é? Spero che a casa potrete continuare la lettura di questa doppia pagina e vedere davvero che il portoghese è perfettamente incomprensibile.
avete visto che le vostre competenze linguistiche vi portano molto più lontano di quello che pensavate. Ovvero, detto meglio, tutti avete una intuizione che esiste una tale intercomprensione, ma non lo avete mai provato in modo serio e deciso. Il nostro manuale Eurocom Rom è una sistemazione di questa intuizione e vi dimostra che la intercomprensione è un utensile utilissimo di cui avevamo dimenticato di approfittare. Nelle scuole non si approfitta questa possibilità di entrare in lingue vicine all'italiano così facilmente come si potrebbe fare.